Oggi per il Volano Volley c'è soltanto un risultato, la vittoria. La vittoria che riscatta la sconfitta della prima giornata. Una vittoria che sa anche di opportunità importante perché Busnago è stata sconfitta nella gara d'esordio dalla Wildland Stata Trento, una squadra che farà il derby proprio con la Rotoplas Volano Volley. Quindi oggi c'è solo un risultato, la vittoria, e ovviamente senza errori si può ovviamente ottenere. Amiche ed amici sportivi, buonasera e benvenuti da Lorenzo Mina Capelli. Siamo in diretta dall'arena biancorossa di Volano per la seconda giornata del campionato di Serie B1 Girone B, che vede a confronto la Rotoplas Volano Volley di Luca Parlatini e la Dolcos Volley Busnago di Mario Motta. Torniamo a respirare l'aria di casa, l'arena biancorossa, torniamo ad avere il pubblico e sembra davvero di ritornare alla normalità. Ovviamente c'è tanto di cui parlare in questa giornata e c'è anche tanto da sperare per le nostre ragazze che ovviamente, come ho detto, devono assolutamente riscattare il passo falsissimo della prima giornata. Ovviamente il ringraziamento va subito ad Alan Berloffa, il nostro regista che continua anche per questa stagione a collaborare con noi. Allora siamo pronti tra poco a vedere come scenderanno in campo queste due formazioni e adesso andiamo con i roster e torniamo tra poco. Shut up and sit down. Shut up and sit down. Dopo la presentazione dei roster siamo di nuovo in diretta dall'arena biancorossa dove le squadre hanno lasciato il terreno di gioco per prepararsi al saluto sotto rete. Allora, siamo quasi pronti per questa diretta. Siamo pronti. Allora, la novità assoluta: per la prima volta all'arena biancorossa suona la sigla d'apertura e come potete vedere abbiamo una novità anche nella formazione iniziale, forse, che tra poco magari con lo starting player vi faremo vedere. Vediamo adesso, siamo quasi per entrare. Campionato 2021-2022, seconda giornata, Serie B1. Incontro tra Rotoplas Volano Volley e Volleyball Team Busnago. Arbitro l'incontro, primo arbitro Giuseppe Fittella di Brescia. Assieme al signor Luca Biasini di Brescia. Tra poco lo starting player.
star sopra quello lì, ma perché? Io non do più una mano a nessuno, ragazzi. All'improvviso si è fatto il silenzio qui all'arena biancorossa e sale la tensione. Busnaco. Con il numero 2 Beatrice Erba. Con il numero 5 Giulia Pizzotto. Con il numero 8 Camilla Cornelli. Con il numero 10 Marta Bonetti. Con il numero 11 Francesca Lippa. Con il numero 14 Nadia Rossi. Il libro Alice Brunelli. Allenatori Mario Rotta e Sara Owaga. Nessuna novità della Dolcos Volley Busnago che Rotto Blas, Volano Volley. Il capitano Emma Galantero. Con il numero 2 Jessica Pinali. Con il numero 3 Aurora Bonasini. Con il numero 7 Livia Tresoli. Con il numero 10 con il numero 13 Carlotta Freddi con il numero 14 Alice Bellini. Il numero Elena Piero. La guida del biancorossa, il fondo tiro Luna Palletti. Prosegue Michele Tremiglia e Romano Martinari. Un saluto a tutti gli amici che oggi sono presenti nell'arena biancorossa e buona partita. la novità assoluta di questa formazione è che Caterina Pucinic è fuori e non è in campo in questa seconda giornata, ma ci sarà Alice Bellini. Per il resto è il roster che abbiamo visto nella partita d'andata, quindi adesso sta per cominciare la partita e quando vi ricordiamo che però prima dell'inizio della partita verrà osservato un minuto di silenzio per il caso che è scoppiato in Afghanistan. Quindi tra poco dovrebbe esserci il fischio e ovviamente le giocatrici serviranno, ma poi la palla verrà alzata. Quindi minuto di silenzio e ci alziamo in piedi e lo rispettiamo in silenzio anche noi. Restiamo in piedi, grazie. Per chi non lo sapesse, questo minuto di silenzio è stato dedicato alla memoria della giocatrice dell'Afghanistan che è stata in modo brutale decapitata solo per il fatto di voler giocare a pallavolo e per il fatto che voleva giocare senza il velo, una roba che i nuovi talebani non volevano permettere di fare. Inizia la partita, il primo attacco è sbagliato, primo errore della Rotoblat, 1-0 per Busnago e inizia già abbastanza in salita la partita. Si stanno ripetendo, speriamo che non succeda un'altra volta gli errori della prima partita. Pierobon riceve il servizio della numero 8 Cornelli, salva Friball, Petruziello Bellini chiede il tocco e c'è 1 pari il punteggio.
servizio adesso va Bonafini, la nostra palleggiatrice. Primo servizio della Rotoblas, out. E siamo già 2 errori su 2 per la Rotoblas. Bizzotto ora il servizio per la Busnago. 2-1 il punteggio all'Arena Biancorossa. Servizio di Bizzotto, Piero Bon riceve ma arriva l'ace. 3-1. 3-1 il punteggio. Si caricano le ragazze di Coach Motta. 3-1 il punteggio. Ancora Giulia Bizzotto, centrale 2003 in battuta per la Dolcos Volley Busnago. Diamo il suo servizio. Ancora su Elena Piero Bon, che questa volta riceve nella maniera giusta Bonafini. Petrusiello in pallonetto, difende la palla, l'attacco di Cornelli non va a buon fine, l'attacco è out. 2-3 il punteggio. Alice Bellini ora al servizio. Diamo il servizio di Bellini, schiacciatrice 2001 della Rotoblas. In rete, quarto errore della Rotoblas. Dolcos Volley Busnago che praticamente ha fatto 0 punti da sola, perché praticamente sono stati tutti errori nostri della Rotoblas, che firma il quarto punto per la Dolcos. Servizio di di Erba, che non è andato a buon fine. Attenzione, Piero Boni in bagger per attacco di Emma Galvero, salva Brunelli. Attenzione all'attacco di Rossi che non va a buon fine. Piero Bon, Petrusiello con l'ausilio del muro, De Val. Terzo punto per la Rotoblas sulla primo attacco di De Val, che va proprio al servizio. Lei che è stata l'autrice del terzo punto di questa partita, di questo primo set. Vediamo il servizio adesso. Battuto sul libero Brunelli. Il palleggio di Erba e l'attacco di Bonetti che va a buon fine. Quinto punto per Busnago, che fa il primo punto vero della sua partita, con l'attacco di Bonetti che si prepara al servizio. Vediamo il servizio del capitano che va quasi a buon fine. Pallonetto di Petrusiello. Attenzione all'attacco di Cornelli che non va a buon fine. 3 soldi in bagger. De Galvero vincente. 4-5. Emma Galvero. Carlotta Petrusiello al servizio, posto 2001 per la Rotoblas Volano Volley. Battuto, riceve Bonetti. Fischiato un fallo contro la Rotoblas. 6-4 il punteggio. Fallo di seconda linea chiamato contro la Tetto. Il centrale è andato a muro sull'alzatore. Ok. Secondo tocco un po'. Ok. Servizio di Crippa. Di Francesca Crippa. Galvero difende Crippa. Erba, pallonetto di Rossi che non va a buon fine. Bellini, pallonetto vincente. 5-6 punteggio. Emma Galvero in servizio, che quest'anno ha ereditato la fascia di capitano dalla giocatrice Barbolini. Battuto il servizio, riceve la numero 10 capitana. Attacco di Cornelli non va a buon fine. 3 soldi vincente. 6 pari. Dai Lidia, dai! Ancora Carlotta. No, scusate, Emma Galvero il servizio. Di nuovo lei. Ristabilita la parità all'Arena Biancorossa. Diamo il servizio di Emma, che serve su Bonetti.
L'attacco Murata da Bellini. Nadia Rozzi, Murata da Emma Galbero. Prima volta punteggio, prima volta in vantaggio. L'ho detto che era Murata. Bellini e Galbero. Però il punto ovviamente di Bellini. Attacco, la palla è in campo. 8-6. Emma Galbero. Dai, dopo un iniziale parziale di 5 errori, forse adesso la Rotoblast si è, sperando in bene, non abbia ricominciato a togliere il freno dagli errori. Galbero salva. Bellini vincente. 9-6 il punteggio. È il primo time out chiesto da Mario Motta per la Dolcos Volley Busnago, che dopo bisogna anche ammettere 5 punti solo di errori della Rotoblast. Arriva qualcuno può dirmi che ce l'ho a morte con la Rotoblast, però se i dati parlano chiaro, i primi 5 attacchi sono stati tutti, tranne tutti i 6 attacchi sono stati tutti solo per un errore, tranne l'ace della numero Bizzotto, quello del 3-1. Per il resto è sempre stato solo errori della Rotoblast, questi punti che hanno portato la Dolcos ad avere almeno 6 punti. Allora rientrano le squadre in campo, anzi sono già dentro in campo. Emma Galbero al servizio per la Rotoblast. Un altro ace, questa volta no, di poco out. Livia, attenzione. Attenzione Livia che si è dovuta rimettere subito in posizione perché se no rischiava nel fallo di posizione. Riceve Piero Bonafini, Tre Soldi, Erba, Bonetti, attacco vincente. Ottavo punto per Busnago, che fino adesso ha fatto soli due punti reali contro 6 punti fatti da errori nostri. Ci tengo molto a calcolare questi punti perché insomma la rassegna stampa dei giornali locali ci hanno davvero massacrato sugli errori, perché nella scorsa partita, per chi non lo sapesse, ne hanno fatti 41. Quindi ci tengo anche un po' a dirveli anche in diretta. Alice Bellini 10-8 il punteggio. Ora Livia Tre Soldi al servizio. Una delle giocatrici su cui il nostro condottiero Parlatini si è affidata per continuare il lavoro dell'anno scorso. De Val e Cornelli ci ha provato, ha quasi fatto un miracolo, però non gli è riuscito del tutto. 11-8 il punteggio. L'attacco di De Val è andato a buon fine. Livia Tre Soldi al servizio adesso per la squadra di Luca Parlatini. Ha tutto il servizio su Bonetti. Oh, attenzione, l'attacco vincente di Cornelli. 9-11 il punteggio adesso. Adesso siamo sul 9-11 e Camilla Cornelli in servizio. Schiacciatrice 1996. Servizio battuto su Elena Piero Buona fine. Primo tempo di De Val. Purtroppo murato. 10-11. Allora, facciamo come dici tu. Non è passato quindi un altro errore. Quindi siamo a 6 errori e 4 punti fatti realmente da Busnago. Riceve Emma Galbero, Bonafini. Errore un'altra volta. Pareggio all'Arena Biancorosa, 11 pari. Settimo punto su errore delle nostre ragazze contro i 4 fatti dalla formazione di
Mario Motta. Time out per la Rotoplas Volano Volley. Respira. La libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira. La gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira. La bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira. Sei in Trentino. Di nuovo in diretta all'Arena Biancorosa dopo lo spot del Trentino e siamo di nuovo pronti per commentare la nostra partita. 11 pari il punteggio. Attenzione alla Rotoplas. Bonetti e Cornelli. Vincente l'attacco di Giulia Bizzotto che vale il sorpasso. 12-11 punteggio. 12-11, Busnaro. Allora, ancora Cornelia in battuta. Battuto il servizio su Piero Bonaffini, Bellini, Vincente. 12 pari. Insomma, adesso bisogna ovviamente non fare più gli errori, perché sennò. Vediamo il servizio di Bonaffini, riceve Bonetti, attacco murata da Bellini, vale il 13-12, Bellini. Al momento Bellini è quella che sta giocando la miglior partita della Rotoplas. Aurora Bonafini ancora lei al servizio, fa tutto su Bonetti sempre in attacco, pallonetto, salva Bellini, Petruziello in campo, 14-12. Se ti può interessare. Vabbè, ho detto che è la migliore in campo Bellini, perché non citarla allora? Dei 14 punti 7 sono di sua, col suo marchio. Bonafini, attenzione, attacco, passa ma Galbero salva. Bellini in pallonetto, Erba, l'attacco di Bonetti non va a buon fine perché salva ancora Emma, però la palla supera la metà campo e tocca l'asta, quindi 13° punto per la Dolcos Volley Busnago. Questa volta ovviamente non è un errore madornale questo. Allora, adesso il servizio va Giulia Bizzotto, battuto su Bellini, Bonafini, Petrus all'impallonetto, salva Rossi, l'attacco, attenzione di pronto Bellini un'altra volta, Vincente! 15-13. Siamo battuto il servizio, out di poco Bellini. 13° punto, anzi 14° punto per la Dolcos Volley Busnago. Attenzione al servizio di Beatrice Erba adesso. Attenzione, Piero Bonaffini, Deval Murata. E questa è una grande, nonostante l'errore, Jessica con la spalla l'ha buttata nella metà campo avversaria. 16-14. Sbaglia il servizio Deval. Un altro errore. 15-16. Servizio Marica Bonetti, capitana Dolcos Volley Busnago. Attenzione, servizio Vincente, quasi Vincente.
perché dopo è stata Francesca Cripta a dover mettere giù il pallone. 16 pari. Vediamo il servizio di Bonetti su Galbero. Oh, Bonaffini si è dovuta impegnare tanto, però adesso c'è la possibilità per Busnago di andare in vantaggio e ci arriva con Nadia Rossi. 17-16. Attenzione, forse c'è pronto un time. No, non è pronto un time out. Marica Bonetti, capitana, imbattuta ancora per la Dolcos Volley Busnago. La Rotoblas che deve assolutamente riprendere la marcia, perché pallonetto stavolta vincente. No, assolutamente no, un altro errore. 18-16. E siamo a 10 errori nostri contro gli 8 punti fatti da loro. Time out. E 18-16. Mamma mia, che agonia questa. Si sta ripetendo quello che è successo nella partita d'esordio. 10 errori. Poi magari con l'aiuto dello scoutman ce lo... Vediamo se li ho calcolati bene i punti. Però se la mia matematica non è un'utopia, come si dice. Allora 18-16. Al servizio si prepara Bonetti. Pronto il servizio, vediamo. Battuto su Emma Galbero, Bonaffini. Galbero in mezzo alle mani del muro, vincente l'attacco. Dai, spingere, dai! 17-18. Intanto qua c'è ci ha raggiunto all'arena biancorossa il coach della Williams Stata Trento, Marco Mongera, che ricordiamo è l'allenatore che nella prima giornata ha sconfitto proprio la Dolcos Volley Busnago. Petruziello, se non erro, è uscita dal campo e ha dato il posto a Rosita Civetta. Doppio cambio, cambiato la diagonale. E anche cambiata la diagonale Tasciolli, che è entrata per Bonaffini, quindi cambiati i palleggiatori e gli opposti. Servizio di Civetta. Attenzione l'attacco vincente di Nadia Rossi. 19-17. Attenzione, Galbero mi sa che sta prendendo un richiamo. No, devono mettere la mascherina alle ragazze in panchina. Ah, ok. Vabbè, un richiamo dell'arbitro per dire che in panchina si deve tenere la mascherina, ovviamente, perché i protocolli delle norme anti-Covid sono questi. Fa tutto il servizio di Crippa, Civetta in bugger, pallonetto di Tasciolli che non va a buon fine perché è difeso da Cornelli. L'attacco stavolta out. Sì, out. Palla out di Nadia Rossi. 18-19. Ora il servizio. La capitana Emma Galbero. Vediamo il servizio di Emma che serve su Cornelli. Erba, pallonetto di Rossi che non va a buon fine. Civetta, pallonetto di Bellini che neanche questo va a buon fine. Palleggio della numero 3 Brunelli e l'attacco vincente di Nadia Rossi. Vale il 20° punto. Busnago pareggia i conti, attacchi riusciti e punti fatti su errore. 20-18 il punteggio a favore della Dolcos. Volley Busnago. Attenzione, Tasciolli, Murata 21-18. Attacco errato della Rotoblas. Vale il 21° punto. Adesso più 3. Vale il più 3 al momento. E Nadia Rossi al servizio. E l'attacco di Livia vincente. 19-21. Dai, Vale il dai!
Vale il 21-19 adesso. 2 punti da recuperare per la Rotoblast. Livia pronta alla battuta. Vediamo il servizio della centrale 1998. Battuto il servizio su Cornelli, che deve dare una free ball. Civetta, Tasciolli. Morsato il suo attacco da Nadia Rossi. L'attacco che invece è vincente di Cornelli. 22-19. Che adesso ha 3 punti di vantaggio sulla Rotoblast ed è a 3 punti da vincere il primo set della partita. Vediamo il servizio. Ace. Mamma mia. Cornelli, ace. Palla velenosissima che si stampa sulla linea. - 23-19 adesso. 4 punti a separare le due formazioni. 2 punti per la Buznago di portarsi a casa la vittoria del primo set. Secondo ace. Mamma mia ragazzi. 24-19. Veramente si è spenta la luce in casa Rotoblast in questo primo set. 24, 11 errori e 13 punti fatti. Ancora Buznago. Un altro ace, terzo di fila. 25-19. Veramente Rotoblast al momento deve un attimino riprendersi, perché veramente verso la fine di questo primo set è veramente ha deluso tantissimo. Tanti sono stati gli errori, perché su credo 16 attacchi su 25 punti credo che 12 sono stati errori e 13 sono stati punti a favore di Buznago. Dopo la pausa sponsor vi diremo cosa, vi daremo un ulteriore ragionamento. Intanto torniamo tra poco. Ricordo che sono i biglietti della lotteria presso
Primo set che si è concluso, vi ricordo, per 19-25 a favore di Dolcos Volley Buznago. E i dati sono abbastanza, che mettono i brividi per chi tifa il Volano Volley, perché la Rotoblas dei 25 punti ne ha regalati 11 su errori, quindi purtroppo i dati parlano chiaro come. E quindi Buznago vince il primo set. Bonafini il primo servizio del secondo set. L'attacco di Corneli vincente, nonostante il muro abbia smorzato l'attacco, non è riuscito a rimandarlo nel campo avversario. Quindi 1-0 il punteggio. Primo punto per la Dolcos Volley Buznago. Vediamo il servizio De Vol, che mamma mia, ha salvato Buznago. Attenzione, salva Petrusiello. Bonafini in ballonetto murato. Doppio errore. Mamma mia, ma un errore. Primo punto a favore della. Primo errore. Mamma mia, De Val. Ma cosa ha combinato? La regola importante nello sport, mai andare in due sulla palla. Mamma mia. Piero Bon riceve il servizio di Cornelli. L'attacco di Petrusiello murato. Brunelli, Erba. Cornelli salva Piero Bon, che deve dare un bagherone, pallonetto. E arriva il punto di Beatrice Erba in una maniera veramente perfetta. Bravissima stavolta. Bisogna essere obiettivi e sportivi. È stata una grande free ball e meritata questo 3-0. Arriva il cambio. Petrusiello cambia per Caterina Pucnik, e quindi che entra sul 3-0. Vediamo il servizio di Cornelli, che la manda verso Emma Galbero. Pallonetto di Pucnik, che scrive subito il suo nome mette già il suo numero nel taccuino. E arriva il punto del. Forse, scusate, ci arrivo dell'1-3. Alice Bellini al servizio. Brunelli, Erba. L'attacco che viene spento dal muro di Emma Galbero, ma nella metà campo la Garina. Quindi 4-1 il punteggio. Giulia Bisotto adesso al servizio a favore della Dolcos Volley Buznago. Pronta la battuta. L'attacco di De Val murata. Ai 5-1 il punteggio. È brutto da dire così, però le stiamo in questo secondo set le stiamo prendendo di santa ragione al momento. 3 errori e anche attacchi. Galbero salva Bizzotto. Erba. L'attacco di di Bonetti, che non è andato a buon fine, però c'è ancora la free ball. Nadia Rossi salva Piero Bonafini, però sbaglia completamente il bugger e regala il sesto punto alla Dolcos Volley Buznago. Mamma mia. Pronto il time out per Luca Parlatini, che arriva 6-1 il punteggio. Mamma mia, che inizio infernale sto secondo set. Mamma mia, 6-1, e c'è veramente bisogno di formattare la memoria, perché qui stiamo veramente facendo, non voglio usare un brutto termine, però siamo veramente, come si dice nella box, messi alle corde, perché siamo sul 6-1, quindi veramente siamo in una situazione molto, molto drammatica al momento per la formazione di Luca Parlatini. Vediamo il servizio, pronti a rientrare in campo. 6-1 il punteggio. E Giulia Bizzotto al servizio. Siamo sul 6-1. Prova a accendersi adesso un po' il pubblico, però i buoni tifosi sarebbero a tifare dal primissimo punto, non un altro errore in battuta. Mamma mia,
scusate, in palleggio. Ormai sono andato totalmente in palla, pronti di doppio cambio. Bonafini lascia il posto a Rosita Civetta. Dai Ros, dai! 7-1. Ennesimo errore della nostra metà campo. Mamma mia, che agonia questo secondo set. Tutto il servizio, però anche loro sbagliano. Arriviamo sul 2-7 adesso. Però ovviamente adesso bisogna veramente dare una scossa, perché sennò qui rischiamo davvero il cappotto, come si dice. Fa tutto il servizio di De Val su Bonetti, che è un po' messo in difficoltà. Nadia Rossi in pallonetto, salva Jessica De Val. Civetta, Emma Galbero salva Brunelli. Erba in bugger, Cornelli out. Dai che sanno sbagliare, dai che sanno sbagliare anche loro, dai. 3-7. Non sbagliamo solo noi, sbagliano anche loro. È vero che il problema è che loro si li possono permettere perché hanno tanti punti di vantaggio. Noi invece ogni errore può risultare fatale perché aumenta il distacco. De Val, battuto il servizio su Cornelli, free ball, Puknik, Bellini e Civetta, Murata. 8-3 il punteggio. Mamma mia. Siamo sul Beatrice Erba al servizio. E arriva l'Ace. 9-3. Mamma mia. La palla probabilmente sarebbe anche andata fuori, però. Attenzione di nuovo Erba alla battuta su Emma Galbero. Civetta, Puknik in pallonetto. Non va a buon fine l'attacco, ma neanche quello della Buznago in questa azione. Ma Emma Murata. Siamo 10-3. Mamma mia. Pronto un altro time out per Luca Parlattini, che infatti arriva. Mamma mia ragazzi, io non so voi che siete collegati da là sul nostro canale YouTube, però mamma mia che agonia che è veramente questo secondo set. Veramente siamo davvero messi alle corde. E spero, e non per fare subito il traguardo, ma speriamo di non essere davvero vicini al tracollo, perché 7 punti di ritardo e tantissimi errori da parte nostra, veramente. E che dire, rientriamo in campo, vediamo se le nostre ragazze si danno una svegliata, perché sennò qui Buznago rischia davvero di scappare via. Mamma mia, ma ancora un altro errore. Mamma mia. Questa probabilmente andava, se l'è proprio fatta scappare dalle mani. Adesso siamo sull'11-3. 8 punti, massimo vantaggio Buznago, che adesso sta veramente dominando in ogni zona del campo. Si sta purtroppo ripetendo. Finiamo l'azione prima. Buona Murata. Puknik salva, credo, la Nadia Rossi. Pallone. Mamma mia che salvataggio che ha dovuto fare Buznago. Cornelli, Bellini, Civetta, Emma Galberro. Mamma mia. Ma attenzione Cornelli adesso. Erba. Attacco di Bonetti, salva Piero Bon e Emma out. Un altro errore. Siamo sul 12-3 più 9. Stavo per dire, si sta ripetendo il leitmotiv del secondo set della partita che abbiamo giocato a Gorle, che la Rotoblas aveva subito un enorme distacco. Adesso ovviamente Luca non ha più out. Anche Erba la spara out finalmente. Adesso siamo sul 14-12 12-4, scusate. Caterina Pucnik al servizio per
la formazione di Luca Parlatini, che adesso deve assolutamente riscattarsi perché il distacco inizia a essere davvero importante. Brunelli, Erba, Bonetti, salva Elena, Piero Bon, però la palla torna a metà campo e Bonetti non si fa pregare. Siamo sul 13-4. 13-4, mamma mia. Busnago sulle ali dell'entusiasmo. Ricordiamo che la prima partita Busnago l'ha strapersa contro la Walian Trento per 3-0. Vediamo se col pubblico inizia a tifare, magari le ragazze iniziano a far punti. 3 soldi, vincente Livia. Una delle giocatrici che sente di più il pubblico è proprio lei. Livia 3 soldi. Emma Galbero adesso al servizio. Allora, Emma Galbero al servizio. Siamo sul 5-13. Battuto il servizio. Out. Un altro errore. Vorrei chiedere un attimo al nostro scoutman sui 14 punti quanti sono stati gli errori della formazione. Credo 6. Sì, confermato, 6 errori da parte della Rotoblas. Attenzione, Civetta, Bellini, vincente. 6-14. Comunque abbiamo fatto un totale in due set abbiamo fatto un totale di 17 punti al momento. Vediamo adesso lì a 3 soldi al servizio sul 6-14. Battuto il servizio su Cornelli, Erba, Bizzotto, Emma Galbero salva, Civetta, Bellini. Davvero al momento la migliore in campo della nostra formazione è Alice Bellini. Pronto al servizio ancora Livia 3 soldi. Battuto il servizio, out. Un altro errore. Saliamo a 18 errori totali. E siamo sul 15-7. Nadia Rossa al servizio. Battuto il servizio su Alice Bellini. E Civetta, Deval. Sono umane anche le ragazze di Busnago. E 8° punto per la Rotoblas, che firma l'8° punto. Però ci sono ancora 7 punti da recuperare. Vediamo il servizio di Civetta a sfiorare il tetto. Neanche troppo fortunata la Rotoblas. Cornelli provato l'attacco, salva Piero Bon. Difficoltà Bellini, out. Però stavolta è un errore che viene contato. Però erroraccio del secondo tocco. Per Bellini è stato troppo complicato mandarla nella metà campo. 19° errore della partita per la Rotoblas. 16-8 il punteggio. Al servizio Cornelli, riceve Piero Bon, Civetta, Bellini, che è veramente la donna in più della Rotoblas. 9° punto Bellini, che al momento è la top player della partita. Poi magari ci facciamo aiutare dal nostro scoutman Andrea Zeni, che dopo nel post game recap vi forniremo i punteggi delle due, sia delle due formazioni, ma anche chi è stata delle nostre quella che ha fatto più punti. Murata di Deval. E adesso siamo sul 10-16. Attenzione, Bellini, out. Sì.
20° errore. Allora siamo a errore numero 20. Nono errore del set. Vediamo il servizio di Bizzotto che serve su Piero Bon. Civetta a cercare Puknik. Vincente? Sì, vincente. 11-17. Adesso De Vali ha la battuta. Vediamo il servizio di De Vali. Ace! Mezzo mezzo a due avversari. Arriva il time out per la squadra di Mario Motta, che per la prima volta in questo set è stata messa abbastanza in difficoltà. Saluto anche Daniela, arrivato ora di Narella, Biancosa. Allora, siamo di nuovo pronti a entrare in campo. 17-12 punteggio. 12 Notolas, 17 Gustavo. Attenzione, l'attacco di Bonetti. Salva Jessica. Galbero che non sfrutta l'occasione. Bonetti vincente. 18-12. 18-12. Beatrice Erba adesso al servizio per la Dolcos Volley Buznago. Battuto il servizio, riceve Emma Galbero. Civetta, Emma, pallonetto. Difende Cornelli. Bonetti, vincente il suo pallonetto. 19-12. Allora, adesso al servizio va ancora Beatrice Erba. Tocca l'asta questa volta. Un errore abbastanza elementare questo, però tutto fa brodo. 13-19. Caterina Pucnik al servizio. Vediamo il servizio di battuto su Bonetti. Crippa velocemente, però non va a buon fine l'attacco. Bellini difende Brunelli. L'attacco di Vincente di Nadia Rossi, però salvataggio. Ennesimo errore. Un altro errore questa volta al palleggio per il fallo di doppia. E siamo a 21 errori in tutta la partita. Questo dovrebbe essere il 10° del set. Battuto Bonetti, Civetta, tre soldi, vincente. E adesso siamo sul 14-20. E Emma Galbero, la capitana, al servizio. Emma. Vediamo il servizio di Emma. Brunelli riceve Erba. Cornelli, palla, muro out. Quindi 21-14. Vale il 21° punto. Siamo sul 21-14. Allora il servizio di Crippa su Elena Pierobon. Civetta, murata l'attacco di Bellini. E siamo sul 22-14. Un altro attacco sbagliato e vale
il 22esimo errore. Siamo a 22 errori con i punti che la Busnago sta conducendo, con i punti che sta conducendo in questo secondo set. Ancora Crippa, servito, Piero Bon riceve, Civetta, Bagher, Bellini vincente, 15-22. Vai, vai. Adesso Livia Tresoldi al servizio per la formazione di Luca Parlatini. Vediamo il servizio di Livia. Mamma mia, un altro errore. Gesto di stizza del nostro direttore sportivo che proprio arrabbiatissimo il nostro direttore sportivo, però non può essere altrimenti. Un altro errore delle nostre ragazze. Bellini chiede il tocco che non c'è. Un altro errore. 24-15. Ci sono 9 palle set per Busnago per portarsi a casa anche il secondo set, che la Rotoblas sta veramente sbagliato, ma ha sbagliato anche Nadia Rossi che regala il 16° punto alla Rotoblas. Rosita Civetta adesso al servizio. Vediamo. Scende. Palla out. Ennesimo errore. E siamo sul 25-16 che la Rotoblas perde anche questo set e adesso si mette malissimo per la formazione di Luca Parlatini, che adesso si trova a dover vincere tutti e tre i set se vuole portarsi a casa i primi punti della stagione. Allora, piccola pausa al microfono e torniamo per l'inizio del terzo. Ricordo che nell'arena bianco-rossa è obbligatorio l'uso della mascherina e va tenuto il distanziamento interpersonale del almeno 1,5 metri. Si ricorda inoltre che la pressa può essere oggetto di controllo da parte delle forze dell'ordine. Si prega pertanto di rispettare le citate prescrizioni o inevitate sanzioni a vostro carico e alla società stessa. Alimenti e bevande si possono consumare solo nelle dichiarate presenze del bar. Grazie. E ricordo anche i biglietti della lotteria, biglietti di esaurimento, affrettatevi. Respira. La libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira. La gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira. La bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira. Sei in Trentino.
Inizio del terzo set. Dai ragazzi, reagiamo, su! Allora, la regola numero 1 di questo terzo set sono non fare errori, perché in questo secondo set ne abbiamo totalizzati 12 per un totale di 23 errori in tutti e due i set. Siamo sul 2-0 a favore di Busnago. Vi ricordiamo che il primo set si è concluso per 19-25 e il secondo per 16-25 in favore della formazione di Mario Motta. Al primo punto della Rotoblast è firmato da De Val. 1-0 il punteggio. Guarda chi c'era. Il Dodo è venuto a trovarci all'Arena Biancorossa, la nostra Sabina. Attenzione Piero Bon. 2-0. Magalbero. 2-0. Sabina Perez. No, io non so mai niente in sta società. Non mi dite mai niente, quindi è normale che non so niente. È normale che non so niente. Allora, che fischietto. Bellini il servizio. L'attacco di Bonetti che non va a buon fine. Bellini. Free ball. Bellini. Civetta. Pucinic. Caterina Pucinic. 3-0. Dai Cate, dai! 3-0 il punteggio. Che sia veramente la svolta di questa partita per la Rotoblast. Dopo 2 set veramente d'inferno. Attenzione. Arriva free ball. Vincente l'attacco di Vincente il secondo tocco di Beatrice Erba. 1-3 il punteggio. Allora, al servizio va Giulia Bizzotto. Sbaglia anche lui il servizio. 4-1. 4-1 adesso. Pronta Jessica De Valle al servizio. 4-1. Che sia un buon auspicio questo inizio di terzo set, perché sappiamo che perdere anche questo set vorrebbe dire sconfitta. Ace! 5-1. Jessica De Val, time out per Mario Motta. Un ottimo inizio di primo set, di terzo set, finalmente. È la Rotoblast che volevamo vedere. - 5-1 adesso. Un ottimo inizio di terzo set. Ricordiamo, per chi non conoscesse le regole del volley, che la partita si gioca al meglio dei 5 set. 4 set da 25 punti e eventuale tie break a 15. Ovviamente in caso di parità a un punto dalla fine del punti arriveremo a dover fare i vantaggi, e la squadra che riesce a totalizzare 2 punti almeno di vantaggio si porta a casa il set. Ancora De Val, si impegna in rete. Pronto il servizio con Beatrice Erba per la Dolcos volley Busnago. Pucinic riceve, Civetta. Pucinic per attaccare, vincente l'attacco. 3-5 e scusate, 6-2. Arriva l'Ace. Emma Galbero.
Attenzione, che Albero ha servito su Cornelli. Murata da Caterina Pucnik. 8-2. Un ottimo inizio di terzo set. Servizio di Bellini. Riceve Brunelli. L'attacco vincente di Bonetti. E adesso siamo sul 3-8. E Monica Bonetti al servizio. Allora, Monica Bonetti al servizio. Servizio su Bellini. 3 soldi. 9-3. 9-3. Vi ricordiamo che gli arbitri dell'incontro, per chi si fosse collegato soltanto ora, sono Giuseppe Fichera di Brescia, primo arbitro, coadiulato dal secondo arbitro Luca Biasin, sempre di Brescia. L'attacco che non va a buon fine. L'attacco Murata! Rosita! 10-3. Pronto un cambio. Allora è entrata Sara Zonta per Camilla Cornelli. Mamma mia, la Rotoblast che io in questa partita sognavo di vedere, finalmente è arrivata. Tutto il servizio, Erba. E arriva al quarto punto con Francesca Crippa. 4-10 il punteggio. E va proprio lei a fare il servizio di questa azione. Battuto, ace. Francesca Crippa, ace. 5-10. Tutto il servizio Bellini. Servizio di Livia Tresoldi, errore un'altra volta. Credo che con questo errore siamo arrivati ad avere un set solo di errori. Dovrebbe essere l'errore numero 25. 11-6 il punteggio. Servizio di Nadia Rossi. Bellini in bagger. Pucnik difende Bonetti. L'attacco di Zonta non va a buon fine. Attenzione, attacco sbagliato. 4. Un altro errore. 7-11. Vi ricordiamo intanto che la prossima partita della Rotoblast, per chi arriva l'Ace intanto 14 della numero 14 Nadia Rossi. 8-11. Pronto il time out per Luca Parlatini? Sì, arriva il time out. Allora vi informo che la prossima partita della Rotoblast sarà sabato 30 ottobre alle ore 21 a Ofanengo contro il Volley Ofanengo che per Emma e Livia Tresoldi rappresentano una partita con due svolte diverse. Livia perché l'affronta per la prima volta da avversaria e la Emma
Un po' duro da dirlo così, è stata la partita che gli ha stroncato un po' il momento d'oro che aveva nella stagione 2019-2020, per via che con quella caduta si era rotto il crociato del ginocchio. 8-11 adesso. Nadia Rossi al servizio, riceve Piero Bon. Attenzione, Civetta in bagger, Bellini in mezzo alle mani del muro e Brunelli, dai, free ball adesso per la Rotoblas da sfruttare al meglio. Bellini non va a buon fine, però un'altra free ball. Piero Bon, Alice Bellini ancora lei, Bonetti, Erba e Zonta. Bellini, Pucnik ancora una volta salvata. Zonta in bagger, Bonetti, errore. Dai, 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 dai! Servizio di Civetta, Bonetti, Piero Boni in difesa. Attenzione Bellini, Brunelli cosa ha tirato su adesso? Bonetti, scusate. Free ball adesso. Bonetti, Erba. L'attacco murata da Bellini. Giulia Bisotti si fa murare l'attacco. Pronto il servizio di Civetta ancora. Erba. L'attacco murato 2 volte. Ancora Bellini. 14-8. Battuto il servizio out di Civetta. 9-14. Sara Zonta al servizio adesso per la Dolcos Volley Busnago. Battuto il servizio su Pucnik. Civetta. Emma Galbero. 15-9. Adesso al servizio Alice Bellini. Battuto il servizio, si spegna in rete, un altro errore. 10° punto per la Dolcos Volley Busnago. Giulia Bisotto al servizio. Battuto il servizio di Bizotto. Civetta, De Val, Zonta, Bonetti. Pallo attacco murato. Pallonetto. Attenzione adesso dall'altra parte Bonetti. Murata. 16-10. Time out per la squadra di Mario Motta. 16-10. Respira. La libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira. La gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira. La bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira. Sei in Trentino. Io lo so quando finisce. Spot del Trentino, la terra più bella d'Italia.
e sono orgoglioso di essere nato e cresciuto sempre qui in Trentino. Dai Jess, dai! 16-10 il punteggio, De Val al servizio. Ma tutto si spegne in rete, un altro errore. 11-16. Beatrice Erba al servizio. Vai Jess, lo stesso, vai ragazze! Vai voi, raga! Ma tutto il servizio di Erba, riceve Bellini, Civetta, Emma Galbero, il pallonetto e ha salvato Brunelli. Attacco di Bonetti che non va a buon fine stavolta. Pucinic, vincente! Brava Ros! Dai Emma, dai! 17-11. Pronto un cambio, Bonetti lascia il posto a Di Tommaso. Dovrebbe esserci Emma Galbero al servizio adesso. Emma, incazzati Emma! Attenzione. È uscito per infortunio di male alla spalla, allora deve riportarlo l'arbitro. Fiscale l'arbitro che lo riporta o ha sbagliato a segnare qualcosa dietro. Allora è sceso anche il primo arbitro perché credo di capire, se abbiamo capito bene, vedendo anche come si sta tenendo la spalla, la 10 Bonetti dovrebbe aver subito un infortunio. Il tamburo però. Allora noi restiamo un attimo in attesa di capire se si può riprendere tra poco. Vediamo. Allora attenzione. Oi 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 oi, vai volare, vinci per noi. Oi oi oi, oi 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 oi, vai volare, vinci per noi. Oi 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 oi, vai volare, vinci per noi. Ho avuto qua un tifoso inaspettato. Un defibrillatore qua. No, penso che al medico devi chiedere il defibrillatore, tanto ormai qui sta degenerando, tifosi in tribuna stampa. Scusa Lollo. Grazie. Dopo ti voglio vedere premiare l'MVP. Si spera. Allora, dovrebbe essersi sistemata la questione. 17-11. Riceve Brunel. Vincentel. Curata. 18-11. Allora 18-11. Ha tutto il servizio su Di Tommaso. Attacco vincente di Nadia Rossi. 18-12 adesso. Allora Di Tommaso al servizio, che è subentrata l'infortunata Marica Bonetti. Battuto il servizio, Piero Bon. Attenzione, Galbero vincente.
Finalmente si sta rivedendo una Rotoblast che ci piace. Allora, Pucinic al servizio. Attenzione. Vincente l'attacco di Starazonta. Vale il 13° punto. Allora il servizio adesso per Buznago è affidato alla numero 11, Francesca Crippa. Oh, attenzione. Bellini. Attenzione, Erba che deve fare un miracolo. Doppio miracolo qua. Attenzione, vincente Livia. Dai Livia, dai! Allora insomma c'è anche da dire che cambio, Blerona Tasciolli prende il posto di Livia. Dai Ble, dai! C'è da dire che il primo set che la Rotoblast non fa troppi errori, colpo di scena, lo stiamo abbastanza dominando al momento. Brava Ble! Blero Ace! Siamo sul 21-13. Dai Ble, dai! Ancora Blerona Tasciolli. Tutto out. Rientra Livia per Blerona Tasciolli. Che blè è stato questo servizio. Allora, attenzione a questo soprannome blè che servizio ace di Nadia Rossi. 15-21, 6 punti di differenza. Forse Luca poteva chiamare il time out, infatti è così. Ed adesso si gioca a carte scoperte. 21-15. Oddio. Dai Allora, Gaghe, dai! 21-15 punteggio. Servizio di Nadia Rossi. Civetta. Bellini. Mamma mia che bomba ha dovuto disinnescare Brunelli. Porta! Pallonetto. Civetta. Bellini, pallonetto. Riceve Nadia Rossi. Attacco di Zonta. Va a buon fine. 16-21. Allora, ancora Rossi al servizio. Battuto su Pucinic. Pucinic. Pallonetto di Bellini che non va a buon fine. Erba. Zonta Murata out. Zonta Murata out. 17-21. Dai raghe, dai! Ancora Nadia Rossi in battuta. Battuto il servizio. Galvero. Bellini. L'attacco è stato smorzato dal muro. Zonta in pallonetto. Salva Bellini.
Pucnik salva Brunelli stavolta. L'attacco di Tommaso che non è andato a buon fine. Free ball di Galbero. In difficoltà, attenzione. Pucnik, Brunelli, Erba. L'attacco a sfiorare il tetto, mamma mia. Bellini, Murata. Murata, Bellini. 18-21. Dai raga, dai! 18-21. 18-21. Ancora Nadia Rossa al servizio. Attenzione, Galbero che chiede la rotazione. Dai raga, dai! Allora, Dai raga, dai! 18-21. E servizio ancora di Nadia Rossi che la batte su Pucnik. Bellini difende Zonta ed è Zonta ad attaccare. Salva Emma Galbero, Piero Boni in bagger. Free ball di Bellini, attenzione. Erba, Zonta, Murata, salva Bellini. Free ball di Piero Bon. Erba, vincente l'attacco di Bizzotto. Attenzione che Busnago si sta rifacendo sotto e si sta... Dai raga, dai! Allora, ancora Rossi al servizio. Pronto al servizio. Riceve Emma Galbero. Civetta che fa un erroraccio. Civetta. Però dobbiamo anche contare che è anche la giocatrice più giovane del roster, lei. Siamo sul 20-21. Pronto un cambio. Bonafini per Civetta. Sì. Dai raga! Brava Rossa! Allora adesso c'è solo un punto tra le due formazioni. Siamo sul 21-20. Nadia Rossa al servizio. Emma Galbero riceve. Bonafini. Un'altra free ball per la Rotoblast. Scusate, per la Dolcos che però non la sfrutta bene. Pucnik. E si chiude qua il break. E si chiude qua il break negativo. 22-20. Aurora Bonafini al servizio. Allora, pronto il servizio e Brunelli a ricevere. Murata da Bellini. – 23-20. 2 punti solo per riaprire la partita. Battuto il servizio su Di Tommaso. Attenzione a Zonta, il suo attacco non va a buon fine. Bellini! E adesso c'è il set ball per la Rotoblast. Boschi deve smettere con quei gesti di scaramanzia che mi sta dando un fastidio della Madonna. Scusate, però un po' la scaramanzia mi sta dando veramente fastidio. Attenzione. E Zonta a sfiorare il tetto. Bellini per chiudere. Terzo set vinto per la Rotoblast. 25-20. E caro Michele Boschi, adesso lo diciamo con tranquillità, voi volanesi
Dai Andrea, via poco. E fa cagare la partita, dai. Vedi di non rispegnermi un'altra volta, eh? Eh? No, vedi di non rispegnermi il microfono. Allora 2-1 il punteggio, 19-25 il primo, 16-25 il secondo, 25-20 il terzo a favore della Rotoblast, che per il momento è ancora viva. Arriva il primo errore del quarto set e adesso siamo sul 1-0 a favore della Dolcos Volley Busnago. Attacco di Bellini vincente, 1 pari. E adesso chiedo un attimo al nostro carissimo scoutman, come direbbe il nostro amico Paolo Scrinzi, quanti sono stati gli errori del terzo set? 8 errori, quindi al momento la Rotoblast ha totalizzato un totale di 31 errori in un set. E sì, in un set avrebbe straperso il set, scusate, volevo dire in 3 set. Errore anche per la Rotoblast e Dolcos Volley Busnago. 2 pari il punteggio. Attenzione, Zonta. Scusate il muto un attimo, ma Emma Galbero. Attenzione che deve essersi fatta male il libero. Deve essersi fatta male il libero perché nello scontro ginocchio contro ginocchio il libero Brunelli. Attenzione, deve entrare il medico. Oddio santo, che bruttissimo colpo, mamma mia. Alice Brunelli, libero 2001, è la giocatrice che ha sentito il ginocchio cedere. È intervenuto anche il medico del Volano Volley, che è qui. Questa è una bruttissima notizia per la Dolcos Volley Busnago. Questa. Anche il sinistro, aveva già fatto il sinistro. Viene anche un po' messo il ginocchio a Brunelli, quindi adesso dovrebbe entrare al suo posto come libero. Dovrebbe entrare Sara Pistocchi adesso per Brunelli, che viene portata fuori di peso. Mamma mia, sono delle immagini molto brutte da commentare in uno scontro. Adesso Sara Pistocchi prende il posto di Alice Brunelli. La maglia della Pistocchi, però non crediamo sia lei. Dalle immagini. Allora siamo sul 3-2 adesso a favore della Rotoblast. Uno scontro di gioco tra Brunelli e, se ricordo bene, con
Pistocchi allora. Allora, in realtà, anche se ha la maglia numero 7, qui dalla postazione mi dicono che non è Pistocchi. Non è il libro di riserva. Di chi? Se è qui quello del Busnago, dimmi No, chi. è andato giù. È andato giù. Mi continuano a dire che non è Pistocchi lei. Pistocchi è la ragazza che c'è. La rizzolina. Sulla maglia è scritto Pistocchi. La usa la sua maglia. Usa la maglia, ma non è. Non può stare là. C'è l'infermeria di là anche là. Sì, in realtà l'infermeria c'è, ma è. Vabbè, la portano fuori. Esatto. La ragazza di rizzolina non può stare, se gli vanno addosso. Allora, la situazione è un attimino di stallo qui all'Arena Biancorossa perché non si può giocare con una giocatrice a bordo panchina. È registrato con il numero 7. Allora, Il libro è quella lì, la libera, dai. Pistocchi è questa qua. Il numero. Sì, l'ha parato scale, poi si scale. Perché lei in mezzo è infortunato. ricominciata la partita adesso che sono uscite dal campo il libero infortunato. Arriva il punto della Rotoplas, 4-2. Ce l'hai, brava! Arriva il punto della Busnago e 3-4 il punteggio. Allora, adesso cerchiamo di capire chi è il libero che ha preso in eredità la maglia di Pistocchi, che in realtà lei dovrebbe giocare con la numero 1, Sara Pistocchi, ma nel ruolo penso di schiacciatrice. Battuto il servizio di Crippa, Civetta, e attenzione Crippa in bagger di Tommaso su Piero Bon, e Pucnik salva Zonta, Erba e Rossi che non va a buon fine. Galbero in pallonetto vincente. Brava Emma! Tutto il servizio di Emma Galbero su Di Tommaso, Erba, Zonta, salva Emma, attenzione, mini confusione nella metà campo della Rotoplas, scusate, della di Busnago. 6-3 il punteggio. Servizio di Emma, si impegna in rete.
Out all'attacco, 7-4. Dai, Cate! Attenzione. Zonta. Brava, Salva Piera! Piera, Bon. Ah! Palla lunga, forse era anche out, però non di questo avviso l'arbitro e meno male per noi. Zonta in pallonetto, vincente. 5-7. Sarà Zonta al servizio. Sì, sarà Zonta. Battuto su Pushnik. Bellini! 8-5. Dai, Livia! 8-5 il punteggio. Out. 7 6-8 il punteggio. Vizzotto al servizio. Emma riceve. Civetta. Deval. Vincente. Time out per la squadra di Busnago. Dai, Ross! Di nuovo pronti per il servizio. 9-6 il punteggio, 3 punti a separare le due formazioni. Civetta al servizio. Salva il libero di Tommaso. Zonta il pallonetto, salva Elena Piero Bon. Civetta, Emma. Attenzione, probabilmente la palla era out. Di Tommaso, vincente. 7-9. Battuto. Vincente l'attacco. Brava, Ross! E la fintata. Vai Volano, vai Volano, vai Volano, vai Volano, Servizio di Bellini. Puknik. L'ha salvata la Busnago. Però dai, un'altra occasione per riportarsi avanti di più. Emma Galbero non sfiora neanche il tetto. Zonta. Vincente il suo attacco. 8-10.
servizio di Tommaso su Elena Pierobon. Civetta, Emma Galbero con l'ausilio del muro. Non si chiude l'attacco. Nadia Rossi, Murata, ma continua l'azione. Doppia volta Murata! 11-8. Jessica De Val su Zonta. Erba, attacco, Muratto out. Per poco però. 9 a 11 sì, il punteggio. Adesso al servizio Francesca Crippa, Centrale 2001. Battuto su Elena Pierobon. Bellini, Pucnik in free ball. Zonta out. In campo. In campo. Un pelo di linea è bastato. Più 3. Emma Galbero al servizio. Battuto su Di Tommaso. Erba, Bisotto vincente. 10-12. Sempre 2 punti a separare le due formazioni. Nadia Rossi al servizio. Bellini a ricevere. Civetta. 3 soldi vincente. Livia 3 soldi. 13-10. Battuto sul libero. Il servizio. Zonta in pallonetto. Bellini difende. Pucnik. Dai, 4 punti. Caterina Pucnik. Riceve il libero ancora una volta. Rossi con l'ausilio del muro. Pucnik, pallonetto di Tommaso difende. Zonta in pallonetto. Elena Pierobon ce l'aveva quasi fatta. Adesso 3 punti tra le due formazioni. Servizio di Zonta su Galbero. Civetta. Bellini sbagliato completamente l'attacco. 12-14. Time out per la Rotoblas. Di nuovo in campo. 12-14. 2 punti tra le due formazioni. E siamo a circa metà set. Servizio di Zonta su Pucnik. Bellini. Pallonetto salva Rossi. Di Tommaso. 13-14.
Dai raga, dai, noi! Rossi Zonta al servizio e si spegne in rete. 15-13. Blerona prende il posto di Blerona Tasciolli, prende il posto di Livia Tresoldi. 15-13. Blerona Tasciolli al servizio, riceve il libero e Bizzotto vincente. 14-15. Di nuovo il cambio. Blerona rilascia il posto a Livia. Adesso al servizio Bizzotto. Pucnik a ricevere. Pallo. È andata bene. 16-14. Dai raga, dai! C'è ancora da verificare. Adesso provo a farlo con un sito che mi aiuta davvero a farmi la lista delle giocatrici. Servizio di Rosita Civetta. L'attacco vincente di Nadia Di Tommaso. Adesso il servizio per la Busnago. Erba, Beatrice Erba. Ha ricevuto Emma Galbero, pallone. Attenzione alla difficoltà di Tommaso. Salva Elena Piroboni, il libero difende. Erba, l'attacco di Tommaso, bravissimo ancora Elena Piroboni a salvare Emma Galbero. 17-15. Vai Alice! Bellini, bellissimo il servizio. Pallonetto, Pucnik. Emma ci ha provato. Emma ci ha provato comunque, dai. 16-17. Grazie va anche alle nostre mappers che servizio di Tommaso su Pucnik. Attenzione, murata vincente di Francesca Crippa. Torna alla parità. Attenzione, Pucnik si fa deviare. Attenzione, Zonta. Sfiorare il tetto. Pucnik. Niente da fare. Ancora Zonta. Ancora Piero Bon che salva ancora una volta. Bellini, pallonetto. Salva il libero. 4. Quarto tocco. No, portata. Palo di portata. Attenzione. Mamma mia che salvataggio. Galbero. Fuori. Fuori.
Allora, se riesco a leggere bene i nomi, forse potrebbe essere il palleggiatore di... il secondo palleggiatore. Ace! Time out per Busnago. Probabilmente dovrebbe essere Margherita Cologno, potrebbe essere quella che è subentrata come libero di riserva. Rotoblast. Fa tutto il servizio su Cologno e Erba. Zonta vincente l'attacco 18-20. Crippa al servizio adesso Noi. su Elena Pierobon. Civetta. Pucnik. Di Tommaso ha difeso. Zonta. Pucnik. Bellini. Però questo è clamorosissimo, però. Questo è davvero clamoroso quello che è successo. Questo è un errore che pesa come un macigno al momento. Ancora Francesca Crippa al servizio. Battuto su Piero Bono un'altra volta. Salva Galbero. Livia Murata. Bellini. Altra volta. Ma no, ma no. Ma no, 2 volte. Intanto Piero Bon rischia la munizione adesso. Rischia il richiamo col cartellino. Mini gesto di stisa verso l'arbitro. Che time out per Rotoblast. Di nuovo parità 20 pari. Mamma mia. Si stanno riverificando quello che è successo nei primi 2 set. Gli errori nei momenti decisivi. Entrano le squadre in campo. 20 pari. Di nuovo Francesca Crippa. Battuto su Elena Pierobon un'altra volta. Civetta. Pucnik. Di Tommaso difende. Zonta su Pucnik in difesa. Emma Galbero. Non gli va a buon fine l'attacco. Ancora Zonta. Murata out. Purtroppo sì. Prima volta in vantaggio la Busnago. Rientra Bonafini adesso. Sì, per Rosita Civetta. Ancora Crippa su Elena Pierobone per l'ennesima volta.
Livia 3 soldi, sfonda il muro e si porta a casa il 21esimo punto. Emma Galbero adesso al servizio. Attenzione Emma. Battuto su Zonta. Sempre Zonta ad attaccare. E Elena Cologno. Attenzione, la palla ancora nella metà campo di Busnago. Murata un'altra volta. Cologno in bagher. Zonta in pallonetto. Bonafini. Pucnik Di Tommaso difende. Zonta. Palla per Bellini. Cologno ancora salva. Di Tommaso. Murata. Zonta in pallonetto. Salva Piero Bon. Attenzione ancora Erba. Azione che non finisce più. E va ancora avanti l'azione Bellini per chiudere. Niente da fare. Ancora Zonta. Vincente. Un'azione infinita questa. Non so quante volte Zonta ha attaccato in stazione, ma credo minimo 5 volte. Solo lei. Sta di fatto che questa è un'azione che potrebbe risultare veramente decisiva. Posizione tecnica per smorzare. Sì, ma però è per smorzare via l'entusiasmo magari, visto che i time out sono finiti. Allora 22-21, Busnago in vantaggio. Battuto il servizio di Nadia Rossi. Murata vincente. 23-21. Allora adesso Busnago c'ha 2 punti di vantaggio. E Bonafini, Pucnik, Colombo salva, attenzione adesso. Zonta in pallonetto, Pucnik difende. Pucnik ad attaccare, Colombo, mamma mia cosa ha tirato su! E Di Tommaso chiude. Mannaggia. Che azione che Busnago ha salvato. E adesso, carissimi telespettatori, c'è il match ball per la Dolcos Volley Busnago. Allora il servizio di Nadia Rossi che serve su Bellini. Bonafini per tenere la partita viva e la Livia la tiene aperta. 22-24. Adesso siamo sempre in zona morte adesso. Caterina Pucnik per tenere a galla la Rotoblas. Per tenere ancora a galla la Rotoblas. Caterina Pucnik. Colombo a ricevere. Erba. Zonta per chiudere. Murata vincente di Bonafini. 23-25. Scusa, 23-24. Dai Livia, dai! Ancora Pucnik al servizio. Dalle sue mani resta ancora Colombo. Erba. Zonta in pallonetto. Vincente. È vincente. Busnago batte la Rotoblas Volano Volley per 3-1. Veramente la Rotoblas per la seconda volta resta a secco di punti. 25-23 il quarto e ultimo set. 3-1 per la Rotoblas. Allora c'è. Allora io
Allora, io chiedo ad Andrea tra poco di dirmi i punteggi, perché ne abbiamo davvero... Io ho i migliori due se vuoi. Allora ti dico che la top score della partita è stata Alice Bellini con 21 punti, ma non è bastato alla Rotoblast per portare a casa i primi punti della stagione. E la seconda è Jessica De Val con 14 punti. Però purtroppo ancora una volta gli errori ci hanno purtroppo... Aspetta, devo inquadrare qua, no? Va bene, allora chiudiamo qua la diretta perché sennò qui... Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Take you? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Take you? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Respira. La libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima,
dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira. La gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira. La bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira. Sei in Trentino.